ma che bello! Ciao. Le ciglia bionde. Amore, com'è il meteo oggi? Umido. Un po' umido oggi. Un po'? Sì. Un po' umido? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tra Bieno e Castelcesino come punto di partenza, località Spiado. Andiamo a fare un'escursione sul Rava. È il gruppo Cima d'Asta, sempre qui negli Agorai. E il percorso di oggi dovrebbe attraversare ben 3 casere e vorremmo arrivare ai... Laghetti bella Venezia. Però piove tanto Laghetti bella bagnata oggi. e vediamo. Buona visione! Allora, questa è la dimostrazione della passione per la montagna, vero Già? Perché ora sto registrando col telefono perché piove, non tiro fuori la reflex. Sono amici. Degli amici cavalli. Ciao amico cavallo, ciao! Piove e andiamo avanti lo stesso. Fatti piacere lì, vieni. Non piace il fiore. No, mangia da per terra, ho detto. Ciao. Vabbè. Siete carini, sì? Ciao. Sì, che belli che siete. Posto? Sì. Ciao. Quindi la passione per la montagna ti fa andare in escursione anche con la pioggia. E abbiamo appena guardato adesso le previsioni, pioverà sempre. No, allora diciamo che ieri sera dicevano che la pioggia sarebbe durata fino alle 9 del mattino. Aspetta un secondo. Allora siamo qua a località Spiado e adesso prendiamo il 365, intanto verso Malga Fieroglio, un'ora. Qui sotto. Avanti. Continua la nostra escursione sotto la pioggia. Qui la prima parte di sentiero, la prima oretta è su forestale fino ad arrivare a Malga Fieroglio di sotto. Oggi non c'è nessuno qui sul sentiero, chissà perché. Siamo da soli. Qua arriviamo a un bivio e teniamo a destra. Giù di qua è un sentiero mountain bike momentaneamente chiuso. E su ci sono indicazioni. Deviazione, io conosco solo questa di strada, quindi boh. Mountain bike, sentiero e divieto dopo la Malga. Ah, ok. Ma è già un paio d'anni che è chiuso, quindi. Questo è il massimo del panorama oggi. Bello lì sopra però. Anche sembra che qua roccia abbia un occhio in mezzo. L'occhio di Sauron. È Sauron quello lì. È Sauron. Arrivati alla prima tappa. E sopra si vede il tetto. Allora, vediamo un po' dove siamo. Malga Fieroglio di sotto, 1482.
Adesso dobbiamo andare a Forcella, Fieroglio, 2 ore e 15, facile. Discese pericolose, hai detto, amore. Sì, per le bici. Comunque adesso intanto andiamo lì a ripararci un po' dalla pioggia, un secondo. Allora, fin qui 58 minuti, come vedete, 200 di dislivello, 3 km e mezzo. C'è gente. Comunque questa è Malga Fieroglio. Arrivati qua a Malga Fieroglio di sotto, vi faccio vedere brevemente. C'è super buio, si vede niente e c'è un tavolo e una stufa, anche se non la vedete, e basta. Di qua invece è una cosa chiusa, è un ranch, si chiama Ranch Malga Fieroglio. Qui abbiamo l'acqua. Allora, io dovrebbe esserci a fonte d'acqua, ma è chiusa, si vede che l'hanno chiusa ancora per l'inverno da qualche parte, perché acqua ce n'è in giro e se è asciutta significa che è chiusa. Ci ripariamo qua un attimo, vedete il ranch, e facciamo una piccola sosta e poi saliamo. Allora, per merenda frutta secca e mirtilli buoni. Ok, merenda finita, adesso riprendiamo sugli zaini e partiamo da qui a destra e cominciamo a salire. Vediamo segneti SAT e quindi sentiero per di qua. Andiamo su simpatiche roccette. Qui il sentiero diventa proprio sentiero ed è bello wild, è proprio bellino, e ci sono i segneti CAI, SAT anzi in questo caso, belli visibili, nuovi, quindi molto bravi chi tiene il sentiero, vedete? Belli. Arriviamo qua a un capitello che avevo visto anche in cartina. Vediamo, un ricordo a tutti gli amici cacciatori che non ci sono più. Quello dietro è l'orco lux. L'orco lux. No, è l'Expectum Patronum, ma che cavolo è? La roba Spectrum di Patronum. Di Harry Potter. C'è Il papà di Harry, no? suo papà, sua mamma, boh. Ma sei fan di Harry Potter? Super vagliata, Allora erano nuncoletti gialli. fiori. Bello qua. Wow. Bellissimo. Arriviamo qui, Malga Fieroglio di sopra, chiuso, tutto chiuso. Piove, salita è stata bella tosta, anche l'acqua qua è chiusa, è tutto chiuso qua. Niente da fare, amore. Pensavo di accendermi un fuoco qua e far da mangiare. Anche legna qua assente. Si è sbagliati i fazzoletti. E qua abbiamo un attaccapanni con zampe. Dalla Malga Fieroglio di sotto a quella di sopra, mezz'oretta. Perdiamo tutto. Adesso abbiamo fatto in totale 4,26 di dislivello, 5 km e mezzo. Siamo a 1.700. 11,5 e qua c'è poco da fare, andremo su.
che si apre un po'. Wow. E là sopra si vede ancora della neve. Oh, è un prato di rododendri. Ma che roba! Bellissimo. Sai quando sono in fiore? Spettacolo. Arriviamo qui al lago qua di Baglia Venezia, Uno dei laghi. uno dei laghi, l'altro è lì sopra, che poi lo vedremo da là in alto, e là sopra, lì, c'è il baito Baglia Venezia, che adesso andiamo a vedere se ci dà un po' di rifugio. Tentiamo di raggiungerlo. Pensavo ci fosse più acqua, e sì che piove. Pensa dove siamo messi. Era qui ai laghi Baglia Venezia, era dalla Malga a Fieroglio di sopra, ci abbiamo messo 40 minuti, per adesso abbiamo fatto 7 km e 600 metri di dislivello, siamo a 1919. Però mi sembrava fosse non proprio giusta altitudine. No, siamo a, si è sincronizzato, 1973. E ci saranno altri 30 metri, arriveremo a 2000 al bivacco. Arriviamo qua al baito, ricovero AI a Baglia Venezia 2025. Qui abbiamo Gel che fa foto e là abbiamo i due laghi Baglia Venezia, quello più grande e quello più piccolo lì più in alto. Allora qua siamo a 2035, 3 ore ci abbiamo messo 7 km e mezzo, 687 di dislivello, quindi meno di 700. Ci sono i laghi, nuvole e bivacchetto. Allora vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Allora, qui si entra, la porta si apre solo così perché ci sono il pavimento non è proprio perfetto. E qui abbiamo una panca, un tavolino e un telo per terra per dormire. Delle reti qua del pastore sicuramente per le mucche e un metro. Può sempre essere utile un metro. E c'è un cellulare. Già è tuo, vero? Sì. Bene, e qui la vista. Allora, con la lucetta ci siamo fatti postazione cibo qua. Illuminata, guarda che bello. Ah, Perfetto. ma che robetta. Ah? Ma che luce. Ah, abbiamo aperto anche qua. Sì. Wow. Ok, adesso ci facciamo da mangiare. Ecco qua il classico pane che prendiamo da Didi, vero? Pasticceria, bar che ci fermiamo al mattino per venire qua. Panificio. Panificio. Panificio, baretto, pasticceria. Angolo di paradiso. Allora, oggi facciamo i gnocchi con gli sfilacci. Abbiamo un po' di speck di aperitivo e ci possiamo mettere anche i funghi e la panna di soia. Già qua ho preparato un po' di aperitivo speciale, bellissimo. Abbiamo messo sull'acqua intanto e aperto i gnocchetti. Top. Guardate qua che bello, qua la luce e la nuvole sta arrivando. Tra poco la nostra nebbia ci verrà a trovare. Allora, gnocchi scolati, abbiamo aggiunto i funghi a panna. E adesso ci aggiungiamo i sfilacci, sfilaccini. Quando sono pronti, belli asciutti, piattiamo e sfilacciamo. Gnocco lo sfilaccio. Allora, sotto il letto di sfilaccio, adagiato lo gnocco. Madonna, adagiato. E bellino.
Possiamo fare anche con un'esterna. Ma c'è la testa tua. E buon appetito! La nebbia. Arriva. Ragazzi, buon caffè. Allora siamo qua, il baito come l'abbiamo trovato e adesso da qualche parte andiamo a casa. Adesso decidiamo. Abbiamo il tremasso dal freddo, ci sono 0 gradi. E sei tutto sporco. Io sono tutto sporco, ho visto. Andiamo. Allora ci lasciamo il baito alle spalle e proviamo a fare un anello anche se non si vede niente. Proviamo. Arriviamo qua in un punto strano, c'è sta muraglia. Guardate che roba. Mi sa che dobbiamo andare. Adesso guardo dove andare. Abbiamo costeggiato tutto quel muretto lì. Adesso qui c'è il monte Fieroglio, ci passiamo intorno per di qua. Allora qui, da qui sopra, abbiamo cominciato un zigzag feroce, vedete così, poi così, che scende bello deciso, ma sono tutti zigzag piccolissimi, pochi metri, poi si gira e giù andare. Ha ricominciato a piovere forte e si procede. Allora, questo pezzettino qui è veramente wild. Dato sentiero proprio minimo. Poi guardate gli alberi. Qui sembra che l'uomo abbia messo pochissimo le mani. Mi piace. Mi piace. Guardate che roba. Selvaggio. Pian pianino scendiamo sotto la pioggia. Siamo leggermente bagnati, Leggermente disastro. Cioè, un'inquadratura delle zampe. No, non riesco a. Fanno queo. Mi hai pescato il bastone. Andiamo giù. Allora siamo ritornati sulla forestale di questa mattina. L'ultimo pezzo non ve l'ho fatto vedere perché piove veramente tanto e ho messo il telefono via perché si bagnava e stava chiamando da solo. Allora, l'ultimo... Aveva più giudizio di noi il cellulare. Stava chiamando i soccorsi. Allora, l'ultimo pezzo, l'ultimo tratto era molto vegetato, ma molto... E siamo zuppi. E ci vediamo direttamente alla macchina. Bellissimo il percorso con panorama zero perché oggi è andata così. A noi piace lo stesso la montagna e piuttosto di stare a casa
può andare in un centro commerciale. Siamo venuti qua sotto la pioggia, vero? Vero? Bene, ci vediamo alla macchina, così vi dico quanta strada abbiamo fatto, eccetera. A dopo. Allora, la nostra escursione è quasi 16 km, 6 ore e 40, 700 metri di dislivello, contando un'ora e 10 di pranzo. Bel giretto. Ah, non ho registrato, amore. La rifacciamo? Perché Susa, stufo, ho appena registrato mezz'ora e non si è registrato, no. Siamo alla macchina, allora riepilogo, non so più cosa ho detto prima. Bellissimo il percorso, se fate quel bel tempo naturalmente è meglio. Abbiamo le mani congelate, però noi ci portiamo sempre via un cambio completo, quindi anche mutande completo, sia estate, inverno, in qualsiasi occasione, sempre quando andiamo in montagna. Consigliatissimo. Ci cambiamo, andiamo a casa. Ciao a tutti e alla prossima avventura.